Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Questa sera mettiamo un punto e andiamo a capo sulla vicenda dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank, una vicenda che è durata 6 mesi perché era il 9 dicembre dello scorso anno quando è stata lanciata l'OPA, oggi siamo il 9 giugno, quindi 6 mesi esatti, una vicenda che ha, diciamo, in larga parte appassionato il mondo della finanza, della politica e non solo del nostro territorio, ma anche del territorio del Trentino Alto Adige sull'asse Bolzano-Cividale, una vicenda che si è conclusa definitivamente, ci sono stati anche dei colpi di scena, ma insomma si è conclusa definitivamente proprio questa settimana con l'assemblea dei soci e con l'elezione del nuovo CDA di Civibank, che passa quindi sotto il controllo totale o quasi, perché insomma Sparcasse ha raggiunto il 75% del capitale, quindi oltre le più rose aspettative di quella che era l'OPA, e questo CDA ha anche dei nuovi vertici, una nuova presidente, si è chiusa l'era di Michela Del Piero ed inizia quella di Alberta Gervasio, e noi abbiamo in studio questa sera proprio la nuova presidente di Civibank. Buonasera Gervasio. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi. C'è anche al suo fianco il direttore generale di Civibank, Mario Crosta, era direttore generale prima, lo sarà anche adesso a gestire la nuova era, diciamo, della Banca di Cividale. Buonasera direttore. Buonasera. E siccome il rapporto si è intensificato sempre di più tra Cividale e Bolzano, ci colleghiamo anche con Bolzano, dove c'è il direttore generale di Sparcasse, Nicola Calabrò. Buonasera direttore. Buonasera, è un piacere ritrovarci dopo che abbiamo visto tanti pezzi del percorso proprio anche nei vostri studi. Eh sì, lei se li ricorda molto bene questi pezzi del percorso, anch'io me li ricordo molto bene, probabilmente anche i nostri telespettatori. Per chi non se li ricordasse, però adesso facciamo un po' un riepilogo di questi 6 mesi in questo servizio e riviviamo insomma tutta la vicenda dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank. Vediamo. Sparcasse ufficializza l'OPA sulla Banca di Cividale, l'ultima banca friulana rimasta, di cui detiene già il 17%. Tutto il quadro è cambiato quando noi siamo saliti oltre il 10%, cioè il 17%, quindi ci sono delle imposizioni stringenti. E abbiamo annunciato questa OPA che noi ribadiamo vuole essere friendly. Questo Consiglio non ritiene di poter aderire a questo progetto. E un no secco all'OPA definita ostile è quello dei vertici di Civibank a Sparcasse. Dopo oltre 3 mesi di silenzio la Banca di Cividale ha fatto sentire la sua voce e il malumore sull'operazione non condivisa. Nella realtà è un'acquisizione tout court e quindi una vendita da parte del Friuli Venezia Giulia alla provincia di Bolzano, a Sparcasse. E guerra aperta tra Civibank e Friuli alla finanziaria regionale che il 7 aprile ha deliberato la propria preadesione all'OPA di Sparcasse sull'istituto di credito di Cividale. Civibank ha definito in una nota inatteso il comportamento di Friulia, sottolineando come questa, nonostante i dettami imposti dalla Consob, si sia espressa prima ancora di leggere le posizioni ufficiali della banca friulana in risposta all'OPA. Sono rimasta un po' colpita dalla dichiarazione della Presidente Del Piero di stamane, perché dimentica che noi lavoriamo non con il criterio del riscosso, ma con il criterio del maturato. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Superata la quota minima del 45% fissata da Sparcasse per il successo dell'OPA. Lancia su Civibank. La Cassa di risparmio di Bolzano ha tenuto in anticipo l'obiettivo prefissato. I vertici di Sparcasse dicono risposta chiara dagli azionisti. La vicenda dell'OPA di Sparcasse su Civibank si sposta dal mondo della finanza alle aule di giustizia. La partita non può dirsi completamente chiusa. A riaprirla, almeno in linea teorica, le mosse del CDA di Civibank guidato da Michela Del Piero. La Banca di Cividale è pronta a muoversi su vari fronti. Colpo di scena nella vicenda dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank. Il TAR del Lazio ha disposto la sospensiva congelando l'operazione almeno fino al 31 maggio, in stand-by, adesioni, pagamenti e assemblea dei soci. Il ricorso al TAR del Lazio di Civibank, che chiedeva l'annullamento dell'OPA lanciata da Sparcasse, è stato respinto. La seconda sezione Quater ha rigettato la richiesta di istanza cautelare e così l'offerta pubblica d'acquisto delle azioni dei warrant andrà a buon fine. I soci di Civibank hanno deciso di voltare pagina. Nell'assemblea di oggi è stato eletto il nuovo CDA targato Sparcasse, che ha trionfato
con l'89% dei voti. Finisce l'era del presidente Michela Del Piero, che sarà sostituita da Alberta Gervasio. Eccola qua, quindi Alberta Gervasio, insomma, è lei a capo di Civibank, insomma, ha rivisto insomma, tutto, come ha vissuto anche lei naturalmente in prima persona questa vicenda, insomma, rivedendo tutto quello che è successo, insomma, che considerazione le viene di fare? Ma diciamo che è stato un percorso lungo che alla fine si è concluso con successo. È stato un percorso che nel tempo ha creato delle incertezze e ora è giusto cambiare pagina, guardare sostanzialmente al futuro perché la banca deve andare avanti e abbiamo veramente tante cose da fare. Eh sì, e adesso ce le facciamo raccontare, volevo sentire anche dal direttore Calabrò, insomma questi 6 mesi sono stati, insomma eravate stati anche in studio con noi insieme al presidente Brandstetter, sembrava un'OPA friendly all'inizio, poi insomma da lì è cambiato il mondo, ecco, e questi 6 mesi sono stati impegnativi sotto tanti punti di vista. Dal nostro punto di vista l'operazione nasceva con la chiara volontà di portare a termine un'operazione che sarebbe potuta essere un'operazione amichevole. C'erano tutti i presupposti perché lo potesse essere, nei fatti non vado a ripercorrere perché non lo è stato. C'è un'amarezza di fondo anche riguardando la ricostruzione dei fatti nel credere che il Consiglio di amministrazione di Civibank avrebbe avuto più occasioni durante lo sviluppo di questa vicenda per comprendere che nel momento in cui una fetta dell'azionariato crescente e che andava a crescere in misura sempre più forte si esprimeva in una certa direzione, forse non aveva più senso, non avrebbe avuto più senso andare imperterriti a creare tante occasioni di, possiamo definire anche ostruzionismo o comunque di disincoraggiamento per l'operazione, che si sono rivelate alla fine essere delle iniziative completamente slegate dalla volontà dei soci, perché ci sono due numeri che parlano: 75% delle azioni in mano a Sparcasse e quasi 90% dei voti di lista a favore della lista Sparcasse. Ecco, con questi due numeri credo che si sia chiuso nel modo più chiaro ed evidente possibile quella che poteva essere l'interpretazione dei fatti. Peccato che per arrivare all'interpretazione dei fatti nel frattempo si sia perso tanto tempo. Sì, insomma, visti anche i numeri che ha ricordato anche lei, insomma, sembra essere stata una bocciatura del CDA uscente, di fatto. Esattamente questo, però i segnali sono arrivati anche per tempo. Ricordo che il 29 aprile, che è la data in cui il CDA ha deciso di intraprendere le iniziative legali, era una data dove Sparcasse era già sopra il 50% del capitale, quindi vuol dire che c'era già una numerosità di azionisti che avevano già aderito all'OPA, che dovevano far capire che qualsiasi iniziativa si fosse fatta non poteva essere più giustificata come essere un'iniziativa a favore di non si sa bene chi, perché c'erano delle percentuali di adesioni così in crescita che si capiva che ormai il vento andava in una direzione. Ecco, la percentuale del 75% era inaspettata? Che limite insomma, vi eravate posti, e questo 75% di fatto vi fa bene oppure era meglio stare un po' più sotto? No, allora non è un problema nel momento in cui la nostra operazione dal punto di vista di quelle che erano anche le autorizzazioni ricevute è un'operazione che teoricamente poteva essere anche un'operazione totalitaria, nel senso che noi abbiamo lanciato un'offerta pubblica d'acquisto che implicava la nostra disponibilità a comprare fino al 100% del capitale di Civibank. Sinceramente è andata oltre le nostre aspettative, noi ci immaginavamo di andare abbondantemente sopra il 50% e io stesso l'avevo dichiarato. Mi ricordo che quando mi veniva chiesto ma dove vi aspettate di arrivare, le mie previsioni, soprattutto fino a un certo punto, erano di andare tra il 55 e il 60%. Esatto. Evidentemente strada facendo, come succede spesso nelle offerte pubbliche di acquisto, si crea anche un effetto di traino che man mano che un'offerta pubblica va ad avere grandi numeri, a quel punto scatta anche un'emulazione da parte anche degli indecisi che a un certo punto si rendono conto che questa probabilmente è l'operazione giusta.
Sì, esatto, grazie. Allora, cominciamo anche a guardare insomma al futuro, perché abbiamo detto mettiamo un punto, andiamo a capo, proprio perché insomma si volta pagina, una storia ultracentenaria, quella della Banca di Cividale. Questa è sicuramente una nuova era in sinergia con Sparcasse. Presidente, guardando al futuro, tra gli obiettivi di breve termine c'è sicuramente il piano industriale. Ecco, è possibile cominciare a illustrare, a dare insomma qualche anticipazione di quello che avete in mente? Ma allora sarà un piano industriale che innanzitutto verrà elaborato a livello di gruppo col coinvolgimento anche di Sparcasse, dove le due realtà saranno sostanzialmente messe insieme per ragionare su un piano di sviluppo, su un piano di espansione territoriale, su un piano che guarderà ad un ampliamento di quella che è l'offerta nei confronti della nostra clientela e ad un'innovazione dal punto di vista tecnologico. Riteniamo che questo sarà un piano che coinvolgerà insieme tutti i nostri manager, fatto proprio a quattro mani, perché quello che appunto noi crediamo è che mettendoci insieme, lavorando insieme, riusciamo ad essere più forti e a portare un miglior risultato a vantaggio di tutti quelli che sono i nostri stakeholder. Ecco, nel concreto c'è già un punto cardine, ecco, quello che insomma governerà, diciamo, tutto questo piano industriale o che farà ruotare tutto attorno ad esso? Ma sicuramente il punto cardine è espansione territoriale e espansione di quella che è l'offerta nei confronti dei nostri clienti. Direttore Calabrò, chiedo anche a lei, perché naturalmente insomma, diciamo che Sparcasse un po' di voce in capitolo ce l'ha, ecco, a riguardo, ecco, quali sono gli orientamenti da questo punto di vista? Il piano industriale, ha ragione la Presidente Gervasio quando dice che è un piano di sviluppo e questa è la matrice inscindibile. È un piano di sviluppo che si articola attraverso l'espressione di una volontà di sfruttare il potenziale che le due banche hanno sia sul fronte commerciale che sul fronte di risparmio costi. Sul fronte commerciale è chiaro che il territorio del Veneto ha come fattore comune alle due banche che era stato dichiarato essere un territorio di sviluppo per entrambe le banche. Il territorio del Veneto viene considerato per banche di natura territoriale come le nostre una zona in cui, essendo venute meno le banche locali, perlomeno le grandi banche che avevano fatto la storia del territorio fino a una decina d'anni fa, solo i grandi gruppi e con i grandi gruppi molti clienti non si ritrovano, quindi c'è bisogno di avere banche a misura d'uomo e sia Sparcasse che Civibank lo sono. C'è sicuramente una questione di evitare le sovrapposizioni, perché è normale che due reti che sono complementari come lo sono fino adesso dovranno fare dei piani in modo tale da prevedere lo sviluppo in maniera complementare come è stato fino ad oggi, e però c'è così un grande, ripeto, potenziale su cui lavorare che credo che non sarà difficile trovare la giusta dimensione. Altro lavoro particolarmente importante sul piano industriale sono le cosiddette sinergie di costo. Le due banche messe insieme riescono a fare delle economie di scala che non avrebbero fatto in chiave stand-alone, in chiave autonoma l'una e l'altra, messe insieme, abbiamo sempre detto, uniscono le forze e unendo le forze ovviamente si riesce ad avere dei risparmi che saranno molto interessanti. Grazie, noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, vediamo se riusciamo a ripristinare anche un collegamento migliore perché l'audio era molto buono ma l'immagine si era bloccata. Ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi perché poi sentiamo ancora il futuro di Civibank dalla Presidente e dal Direttore Mario Crosta. Tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, la vicenda dell'OPA di Sparcasse su Civibank si è chiusa, noi questa sera facciamo un po' il punto, non solo di quello che è successo, ma soprattutto guardando al futuro, lo facciamo con la nuova Presidente del CDA, Alberta Gervasio, il Direttore di Civibank, Mario Crosta, e collegato da Bolzano anche il Direttore Generale di Sparcasse, Nicola Calabrò. Guardando al futuro, Direttore Crosta, le chiedo, visto che la Banca di Cividale offrirà sicuramente adesso dei maggiori prodotti e maggiori servizi ai propri clienti, da questo punto di vista che cosa avete in mente? Ecco, quale sarà l'espansione territoriale di cui si sta parlando? Sì, innanzitutto ecco, ci tengo ad evidenziare quanto già è emerso che se vogliamo sintetizzare in una parola chiave quello che sarà il piano industriale, le attività conseguenti, è l'attività di sviluppo. Nell'attività di sviluppo ci sta anche il miglioramento di prodotti e servizi
a favore della clientela. Già si diceva delle opportunità che sono date dal mercato, tanto del Friuli che del Veneto, e questo significherà mettere a fattor comune le eccellenze che appartengono ad entrambe le realtà. Cito per quanto riguarda Civibank l'attività del leasing, ad esempio, che viene sviluppata internamente, che potrà essere ulteriormente valorizzata proprio andando ad incrementare anche la massa critica, che è un fattore sempre importante e determinante. Così come un'altra attività di eccellenza che viene gestita all'interno della banca riguarda la gestione del risparmio, soprattutto una gestione evoluta del risparmio, e su questo anche da parte di Sparcassa, dell'amministratore delegato dottor Calabrò, già c'è stata ampia apertura proprio perché siano valorizzate le eccellenze delle rispettive strutture. Per quanto riguarda la presenza territoriale, un dato sicuramente di importanza dell'operazione è il fatto che le due reti sono complementari. Dove ci sono delle sovrapposizioni, sono sovrapposizioni che sono assolutamente sostenibili. È il caso, ad esempio, giusto, siamo freschi perché ieri c'è stata l'inaugurazione della nuova filiale Civibank di Padova, dove c'è già una filiale Sparcasse, dove ci si dividerà il mercato e si andranno a condividere l'operatività delle operazioni da effettuare. Dicevo appunto, le reti sono complementari. Nel Friuli Sparcassa ha un'unica filiale, in Veneto ci sono delle filiali tanto di una banca che dell'altra, però anche nel caso del Veneto le reti sono distinte, perché Sparcassa è presente più nel Veneto occidentale, mentre Civibank è presente più nel Veneto orientale, per cui secondo la logica di coordinamento delle nuove aperture che veniva ricordata prima, si lavorerà all'interno del piano industriale per mettere a fattor comune le due reti. Voglio anche citare un caso molto concreto. Stamattina ero in visita ad un'azienda che sta facendo degli importanti investimenti che potrebbero non essere sostenuti autonomamente da Civibank. Il fatto di mettere assieme le due potenzialità delle rispettive banche ci consentirà di essere vicino alle imprese del territorio in una maniera ancor più forte, ancor più importante rispetto a quello che avveniva prima, per cui ritengo ci siano tutte le opportunità perché venga svolto un ottimo lavoro a favore delle famiglie, delle imprese, dell'economia del territorio. Sì, Presidente Gervasio, questo è sicuramente un tema fondamentale, no? Le imprese e le famiglie guardano alle banche, soprattutto in questo momento, con particolare interesse, e hanno bisogno anche di poter dare fiducia alle banche. Insomma, lo diceva anche prima il direttore Calabrò, il fatto che in Veneto ci sia questa possibilità di mercato è anche data dal fatto che ci sono state delle situazioni che hanno riguardato delle banche non piacevoli e che hanno contribuito in qualche modo a far perdere anche la fiducia verso le banche cosiddette territoriali. Ecco, voi da questo punto di vista anche come vi sentite di garantire i clienti, quindi le imprese, le famiglie che verranno insomma a chiedere magari credito a voi? Ma allora, noi ci sentiamo una realtà che è a misura d'uomo, nel senso che rispetto ad altre realtà che sono proprio i grossi gruppi, riteniamo di poter avere un vantaggio competitivo di riuscire a dialogare con i nostri clienti, di poter dare delle risposte immediate e quindi di aiutarli proprio in questi momenti che sono dei momenti difficili anche per quello che si sta paventando in termini di evoluzione del contesto economico. Per quanto riguarda invece il marchio, naturalmente il marchio Civibank è sicuramente un marchio forte sul nostro territorio, lo può diventare, come abbiamo sentito, anche per territori contermini. Ecco, da questo punto di vista insomma, ci sono garanzie totali, insomma, non ci saranno dei cambiamenti, ecco, da questo punto di vista. Allora, il marchio di Civibank è un marchio storico, è un marchio riconoscibile sul mercato e volendo fare un piano che parla di sviluppo, che parla di espansione, sarebbe proprio un peccato, sarebbe la morte, andare a ragionare sul cambiamento di quello che è la parte del marchio. In realtà però forse parlare di marchio è riduttivo, perché dal mio punto di vista dobbiamo parlare invece di un'azienda che insiste sul territorio, del valore praticamente di questa azienda proprio per il suo grado di penetrazione
È una banca che ha fatto un certo tipo di percorso, oggi ha creato un potenziale e riteniamo che questo potenziale vada ulteriormente sviluppato e portato a dare quelli che sono i risultati che può dare. Sì, altra cosa insomma, non trascurabile, lei è una manager, anche una manager importante perché è amministratore delegato del gruppo Blu Energy e quindi insomma, già guida un'azienda importante di certe dimensioni. E qual è secondo lei il contributo che lei potrà dare alla banca anche forte dell'esperienza professionale che ha maturato? Sicuramente il mio contributo sarà la visione del territorio, sarà una visione di tipo manageriale e quindi credo di poter aiutare a interpretare meglio quello che è il ruolo del territorio, proprio perché dall'altra parte sono anche cliente praticamente del settore bancario. Assolutamente sì. Ecco, direttore Crosta, per quanto riguarda gli sportelli, ha citato inaugurazioni di filiali in Veneto, cosa dobbiamo aspettarci in Friuli? Avete già un numero di sportelli in mente da poter aprire, di filiali? Se sì, quali saranno le zone dove pensate di cominciare a espandervi? Le filiali, allora c'è un piano industriale che prevedeva delle aperture che erano concentrate nella zona del Veneto e chiaramente adesso questo piano, come si diceva prima, verrà rivisto, non c'è nessun tipo di diktat, verrà utilizzato fondamentalmente il buonsenso, ci sono sicuramente spazi ulteriori da occupare nel Friuli. Cito ad esempio la zona del Pordenonese, che è una zona a forte vocazione industriale dove sicuramente si può fare di più. Recentemente Civibank ha lavorato anche per una riqualificazione della presenza di filiali a Trieste. Trieste è una zona sicuramente molto importante dove potranno esserci ulteriori spazi. Per quanto riguarda il Veneto, come dicevo poco fa, nel Veneto la presenza delle due banche è focalizzata da un lato Sparcasse, come dicevo, in Veneto occidentale, dall'altro lato Civibank nel Veneto orientale, all'interno del piano industriale che, come si diceva, verrà scritto a 4 mani, sarà valutato dove aprire le filiali. Ecco, ci tengo anche a dire che, neanche a farlo apposta, i 2 piani industriali vigenti delle banche hanno una forte concentrazione su tutto quello che deriva dal digitale, perché sicuramente la presenza delle filiali è importante, rappresenta un primo ponte di collegamento con il territorio, però viviamo ormai in un'epoca, in un mondo dove il digitale è sempre più importante. Il fatto che le 2 banche si mettano assieme significa avere maggiori risorse da investire anche nell'ambito della digitalizzazione, che non andrà evidentemente a sostituire la presenza territoriale, che è un punto qualificante di banche del territorio come sono le nostre 2 banche, ma che andrà a presentare un'offerta complementare rispetto all'attività tradizionale. Sì, qualche anno fa si pensava che le filiali, gli sportelli fisici dovessero piano piano scomparire, poi c'è stata una sorta di inversione di tendenza, si è capito che comunque i clienti hanno ancora molto bisogno di andare in filiale, di avere un rapporto diretto con le persone a cui ripongono la loro fiducia. Direttore Calabrò, la filiale di Sparcasse, ce n'è una in Friuli Venezia Giulia, resterà una oppure verrà accompagnata da qualche altra sorellina, diciamo? No, il Friuli Venezia Giulia sicuramente è un territorio in cui il brand di Civibank è più forte, più riconosciuto e crea più identità territoriale di quanto possa essere il brand di Sparcasse. Quindi sicuramente il Friuli Venezia Giulia potrà essere specificatamente un territorio in cui anzi auspichiamo che Civibank riesca ulteriormente a crescere. Le quote di mercato sono già importanti, ci possono essere anche ambizioni maggiori, perché anche questo territorio è un territorio in cui ormai ci sono i grandi gruppi e le BCC. Una banca della dimensione di Civibank può rappresentare quella giusta via di mezzo e quindi noi faremo, per quanto di nostra competenza, il massimo perché l'affermazione di Civibank sul proprio territorio sia la migliore possibile. Grazie allora al direttore Calabrò. Noi ci fermiamo per la seconda pausa pubblicitaria, restate con noi, poi torniamo a parlare con i nostri ospiti di Civibank e il suo futuro tra poco.
Ancora insieme con Economai FVG, puntata dedicata un po' alla conclusione di quella che è stata tutta la vicenda dell'OPA di Sparcasse su Civibank, ma soprattutto proiettata a quello che sarà il futuro, la nuova era targata Alberta Gervasio per quanto riguarda insomma, la nomina a capo del CDA di Civibank. Parliamo adesso però di dipendenti, di riorganizzazioni, insomma abbiamo sentito le sinergie saranno sicuramente importanti. Sul fronte del personale immagino che ci siano in piedi alcuni ragionamenti anche per valorizzare le risorse che ci sono e anche insomma ottimizzarle. Allora parto dal direttore di Sparcasse Calabrò in collegamento da Bolzano, insomma che ragionamenti state facendo sui dipendenti, sul personale, sulle sedi, sulle forze insomma da mettere insieme? Ma come abbiamo sempre detto, questa operazione che vede Sparcasse e Civibank iniziare idealmente dall'inizio di questa settimana a lavorare insieme è basata su un concetto molto diverso da quello che sarebbe potuto essere un'operazione portata avanti da un grande gruppo bancario che poteva essere alternativo a noi. In quel caso probabilmente un grande gruppo bancario avrebbe visto nella sede centrale di Civibank una struttura probabilmente non necessaria e quindi si sarebbero potuti fare piani che sarebbero stati molto invasivi. Nel nostro caso ricordo che Sparcasse fa questa operazione, che è un'operazione in cui acquisisce il controllo di Civibank e per la prima volta acquisisce il controllo di una nuova banca. Pertanto noi crediamo che di avere una struttura sufficientemente dimensionata per fare l'operazione di acquisizione, altrimenti non avremmo ricevuto le autorizzazioni da chi ha dovuto valutare se avevamo i requisiti per fare un'operazione così importante. Ma nello stesso tempo sappiamo che il funzionamento della macchina, che è la somma delle due realtà, potrà funzionare solo se si mettono a fattor comune le due sedi centrali. Quindi ci saranno delle attività di riorganizzazione sicuramente necessarie e finalizzate a dare maggiore efficienza alle due sedi centrali, nel senso che quando ci sono attività che rischierebbero di essere in sovrapposizione potranno essere valutate delle economie in termini di risorse umane. E quindi a partire da questo tipo di ragionamento e concetto, quello che nelle prossime settimane verrà fatto sarà uno studio di fattibilità su un potenziale piano di incentivazione agli esodi, che vuol dire, tradotto in parole più semplici, si andranno a vedere all'interno di entrambe le banche quali sono le persone che hanno delle caratteristiche in termini anagrafici per poter essere destinatari di incentivazioni per andare in pensione prima e ricevere degli incentivi economici qualora fossero interessati a farlo, e quindi su base volontaria coloro che vorranno aderire potranno aderire. A livello di macronumeri, cosa ci siamo immaginati a livello teorico quando abbiamo fatto delle valutazioni preliminari da Bolzano? Che in entrambe le banche sarebbe potuti arrivare ad avere circa 150 persone destinatarie di piani di incentivazioni, addirittura più persone a Bolzano che persone a Cividale, e quindi non è questione di avere il baricentro spostato su Cividale, anzi è il contrario, e a queste persone verranno rivolte queste opportunità di aderire a degli esodi per farli uscire nel 2022, 2023, 2024, quindi ci sarà un piano molto articolato. Assieme a questo piano, ovviamente come si fa in operazioni di questo genere, verrà associato uno studio di fattibilità per verificare se ci possano essere anche la programmazione di alcuni ingressi per favorire quello che normalmente si fa in termini di ricambio generazionale. Quindi operazioni che, come penso si può cogliere, sono operazioni virtuose, sono operazioni che hanno dei costi, entrambe le banche sostengono, ma sostengono in funzione di conseguire un domani delle economie, e che pensiamo possano dare al nuovo gruppo una capacità di funzionamento e una maggiore efficienza. Quindi diciamo che gli ingressi compenseranno comunque le uscite? O saranno maggiori? A grandi linee, no. Allora, a grandi linee queste operazioni si fanno, provo a dare dei numeri, sì, ma ripeto, sono numeri approssimativi e tutti da approfondire. Potremmo parlare di circa 150 uscite, dove dall'altra parte ci potranno essere 50-60 ingressi, quindi il saldo netto sarà un saldo in cui da entrambe le banche fuoriusciranno circa 90 persone a grandi linee. Ecco, questo è quello che abbiamo stimato, però un conto è fare queste stime
sulla carta, e un conto adesso mettersi al lavoro, verificare anche con i sindacati di entrambe le banche quella che può essere la disponibilità ad andare in questa direzione e fare tutto quello che normalmente si deve fare quando si progettano operazioni di questo tipo. Ecco, direttore Crosta, anche insomma, lato Civibank, immagino insomma, la scelta è condivisa, insomma, e quindi anche si faranno dei ragionamenti anche a Cividale da questo punto di vista. Sì, assolutamente. Io vedo questa operazione anche per i reciproci collaboratori, la vedo come una grande opportunità, perché mescolare assieme professionalità, competenze, esperienze, per chi la vuole cogliere rappresenta veramente una grande opportunità di crescita professionale. Il Covid, tra le tante disgrazie che ha portato, ci ha anche insegnato che essere a Bolzano, a Cividale o a Vicenza poco cambia, perché si può tranquillamente lavorare. Devo dire che in una bozza di programma predisposta dal management di Sparcasse non si parla di trasferimenti forzati o altro, ognuno potrà continuare a lavorare nella propria sede, e questo è un dato assolutamente importante, così come veniva già evidenziato il fatto che l'accompagnamento al pensionamento venga fatto su base volontaria, credo sia un elemento di grande tranquillità per tutti i dipendenti, per cui veramente io credo che da questa operazione anche per i nostri collaboratori possano emergere delle rilevanti possibilità di crescita. Ecco, sì, mi ha anticipato sul tema dei trasferimenti, quindi dice solo su base, sì, di fatto no, però ecco, qualora ci fosse la possibilità anche di crescita professionale, immagino che ci sia questa possibilità, questa richiesta anche di potersi trasferire da Cividale a Bolzano, da Bolzano a Cividale, per andare a ricoprire dei ruoli magari anche di più responsabilità, insomma, su base volontaria. State cercando anche di compensare, insomma, le forze che avete in mano. Sì, sì, assolutamente, anche perché comunque sono due città dove si vive bene, per cui anche cambiare un po' l'aria credo possa far bene a tutti quanti. Però, ripeto, viviamo in un mondo ormai veramente dove la globalizzazione è un dato di fatto. Dare l'opportunità ai nostri collaboratori di crescere sotto il profilo professionale credo sia al tempo stesso garantendo la tranquillità delle posizioni personali, perché come diceva prima la Presidente parliamo comunque di banche dove la dimensione dell'umanità è assolutamente tenuta in considerazione. Ecco, riteniamo siano elementi che possono garantire la massima tranquillità per tutte le persone che fanno parte delle nostre due realtà. Un altro grande tema che ha accompagnato questi 6 mesi di dibattito, insomma una sorta anche di campagna elettorale se vogliamo, è quello dell'autonomia. Presidente Gervasio, lei adesso è a capo del nuovo CDA, ecco, come si sente di poter rassicurare, cosa che è stata fatta anche nei mesi scorsi certamente, ma insomma adesso che si riparte, insomma, di assicurare questa autonomia. Le decisioni su Civibank vengono prese in sinergia evidentemente col socio di maggioranza, perché non potrebbe essere altrimenti, però con la testa e con il cuore qui. Sì, assolutamente. Noi eserciteremo a livello di CDA quello che è il nostro potere decisionale. Tra l'altro, quello che mi sento di dire è che è stata messa insieme una bella squadra con delle belle professionalità, con una forte competenza anche nell'ambito del sistema bancario, e questo sicuramente ci aiuterà e faciliterà nell'ambito della presa di decisioni, e una presa di decisioni che sia assolutamente consapevole e a favore praticamente della banca. L'altra considerazione che comunque faccio è: siamo all'interno di un gruppo, quindi come succede nell'ambito di tutti i gruppi, questo CDA lavorerà in sinergia con quello che sono le regole e con quello che sono sostanzialmente le attività della controllante. Abbiamo visto insomma i rapporti tra i due direttori Crosta e Calabrosi sono particolarmente intensificati. Com'è il suo rapporto con il presidente Brandstätter? È un rapporto che si sta intensificando, diciamo che in questo momento lui è stato impegnato per un po' di tempo su altre questioni e quindi insomma stiamo iniziando a collaborare nell'ottica di portare avanti da un punto di vista strategico gli istituti. Assolutamente sì. Direttore Crosta, Civibank è sicuramente solida, su questo insomma
non ci sono molti dubbi, lo dimostra anche l'ultimo bilancio che poi è stato approvato anche con l'Assemblea dei Soci proprio lunedì, che ha chiuso a 14 milioni di euro nel 2021, un risultato peraltro insomma importante anche alla luce di quelli che erano stati gli anni precedenti in considerazione della pandemia e tutto il resto. Ecco, con questa nuova sinergia quali sono gli obiettivi anche insomma, che vi ponete a livello di bilancio, di utili e poi di dividendo? Quest'anno insomma si è ricominciato anche a riassegnare un piccolo dividendo ai soci. I dati della banca, come ricordava lei un attimo fa, il 2021 si è chiuso con un ottimo risultato e tutti gli indicatori sono assolutamente di grande soddisfazione, di solidità e di robustezza. Analogamente a questi criteri corrispondono anche i dati della trimestrale che si è chiusa con 7 milioni e mezzo di utile, quindi in forte crescita rispetto all'anno scorso. I volumi stanno andando bene, quindi ci sono tutti quanti gli elementi perché la gestione operativa e caratteristica della banca possa confermare l'ottimo andamento del 2021. C'è sicuramente un'incognita sulla quale con la Presidente già abbiamo cominciato a fare qualche ragionamento a supporto delle imprese per le conseguenze derivanti dalla situazione contingente, quindi guerra, aumento dei tassi e via dicendo, ma saremo assolutamente molto attenti nella valutazione del merito di credito. A fronte di queste operazioni, che sono operazioni che hanno una rilevante complessità anche di natura tecnico-contabile, il risultato del bilancio della banca potrebbe anche risentire di questi aspetti tecnici che i nostri rispettivi responsabili del bilancio hanno cominciato ad affrontare proprio in questi giorni, non appena l'operazione è stata ufficializzata, per cui posso assolutamente garantire che la gestione operativa della banca darà sicuramente soddisfazione. Quello che verrà scritto sui bilanci poi potrà anche, anzi sicuramente risentirà anche di questa parte tecnica che è specifica delle operazioni di integrazione e di acquisizione della maggioranza, come è derivato dall'OPA. Grazie al direttore Crosta, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco. Ultima parte di Economai FVG. Prima della pubblicità abbiamo sentito quali sono le attese, le aspettative anche per Civibank per il prossimo bilancio. Io farei la stessa domanda a Bolzano, al direttore Carabrò. Insomma, anche voi avete chiuso un bilancio molto importante con numeri significativi e immagino che questa sinergia insomma, vi porti a pensare che le cose debbano anche migliorare. Sì, allora intanto archiviamo i primi 5 mesi dell'anno con delle attività in crescita e pertanto con risultati in crescita. Crediamo che il 2022, se ragioniamo ancora vecchio, ovvero se ci concentriamo per un attimo solo sull'andamento dei risultati di Sparcasse, potrebbe essere un ottimo anno. Come ha ricordato poco fa Mario Crosta, il 2022 a partire dalla semestrale, che diventa una semestrale di gruppo e quindi una semestrale in cui si consolida anche all'interno del perimetro di gruppo anche il risultato di Civibank, sarà una semestrale e poi successivamente un bilancio annuale che saranno in parte toccati da conseguenze di natura appunto tecnico-contabile che intervengono quando ci sono operazioni come quelle di acquisizione che abbiamo vissuto. L'elemento positivo per gli azionisti e per i clienti è che comunque le due banche in questo momento stanno andando bene, stanno registrando delle ottime performance e quindi al di là di quello che potranno essere poi effetti di natura contabile, crediamo che l'andamento concreto delle due banche sarà un andamento che potrà soddisfare il Consiglio di amministrazione di Civibank da una parte e il Consiglio di amministrazione di Sparcasse dall'altra. Come abbiamo visto anche all'inizio di trasmissione, quando abbiamo ripercorso tutta la vicenda, insomma l'ultima parte è stata caratterizzata molto dai ricorsi che il vecchio CDA di Civibank aveva messo in piedi al Tribunale europeo e al TAR del Lazio che poi ha rigettato questo ricorso. Presidente Gervasio, adesso lei è passata diciamo dall'altra parte perché adesso guida il CDA. È immaginabile che, visto che adesso a capo ci siete voi, questi ricorsi vengano ritirati e quello che rimane in piedi, almeno per quanto riguarda il Tribunale
dell'Unione Europea, starete a vedere ecco, che cosa succederà, perché ricordiamolo comunque questo ricorso rimane ancora in piedi. Ma in questa fase noi ci siamo appena insediati, quindi la cosa principale, la prima cosa che andremo a fare sarà capire meglio che cosa è successo, avere una valutazione complessiva e quando avremo tutti gli elementi questo CDA si esprimerà su come proseguire. Sì, insomma, diciamo che, come diceva anche il dottor Calabrò precedentemente, insomma, questi ricorsi hanno fatto perdere un po' di tempo, avreste potuto essere operativi, non è che cambiasse granché, ma insomma hanno reso insomma, tanto qualche perplessità e forse anche un po' di immagine, diciamo, a tutta la vicenda è stata un pochino offuscata, perché se fosse finita in maniera un po' più sciolta, un po' più regolare, forse anche l'immagine della banca ne sarebbe uscita meglio. Questo sicuramente, diciamo che questo mese in più che è stato portato via da questi contenziosi di fatto hanno un po' rallentato quella che è l'operatività, quella che è la gestione della banca. Ora dobbiamo ripartire, uno dei punti fondamentali dai quali ripartire è proprio il rapporto con i nostri collaboratori, perché comunque queste situazioni in generale creano una situazione di incertezza e quindi oggi dobbiamo, cambiando pagina, non dico rassicurarli, ma creare un nuovo patto con loro per condividere e portare avanti quello che è il progetto di espansione della banca. Sparcasse, come abbiamo detto, è arrivata al 75% del capitale, diciamo che c'è un altro 25% più o meno insomma, che è rimasto lì. Insomma, Calabrò, che messaggio si sente di dare a quegli azionisti che non hanno aderito all'OPA? Noi abbiamo fatto un'offerta che ovviamente poteva permetterci di acquistare, come ho già detto prima, il 100% di capitale di Civibank, ma il fatto che non si sia mai dichiarato che l'obiettivo sarebbe stato quello di dover per esempio fare una fusione e quindi arrivare ad avere il massimo numero possibile proprio per facilitare un'eventuale operazione di fusione, incorporava anche il messaggio di poter tranquillamente convivere con degli azionisti di minoranza che per vari motivi avrebbero preferito rimanere nel capitale di Civibank. Questa è la situazione che si è cristallizzata, in verità circa 25, in quel 25% circa di azioni che non hanno diritto all'OPA c'è anche circa un 4% di azioni proprie della banca, quindi la percentuale è ancora più ridotta. Evidentemente questi azionisti hanno fatto una scelta, noi non abbiamo in programma nessuna iniziativa, come abbiamo dichiarato, e a noi piace essere coerenti con quello che abbiamo sempre detto, non avevamo dichiarato di avere in testa iniziative per rastrellare quello che è rimasto come capitale sulla MTF, quindi vorrà dire che quello che succederà sulla MTF sarà frutto della normale logica di domanda e offerta e se questa troverà la possibilità di compensarsi avverranno transazioni, altrimenti potrebbe esserci una rarefazione degli scambi che avevamo già però previsto. Sì, dottor Crosta, di fatto chi è in mano, chi è in possesso di queste azioni rischia di averle lì sulla carta e di tenersele lì di fatto. Sì, la criticità del funzionamento del mercato MTF è nota. Come veniva adesso ricordato da Nicola Calabrò, il titolo non verrà tolto dal mercato, rimarrà sul mercato. Ecco, è presumibile che la movimentazione sarà molto contenuta, però vediamo un po' cosa succederà. Sì, diciamo quasi certamente con una certa immobilità possiamo sbilanciarci a dirlo. Se la regia di Giandomenico Ricci mi dà una mano, io vi farei vedere adesso alcune immagini, vediamo se riusciamo ad averle subito, insomma eccole qua. Vediamo la Presidente Gervasio, il Vicepresidente Guglielmo Pellizzo, ricordiamo che c'è anche Aldo Bulgarelli che è l'altro Vicepresidente, ecco dove siete? Qui vediamo le immagini di festa a Cividale perché la UEB Gesteco sta insomma facendo un percorso molto importante, ieri sera peraltro ha vinto la semifinale, l'ultima gara 5, adesso andrà in finale. Qui il legame con il territorio si vede anche da questo, voi siete presenti come Civibank e lei ha poi avuto modo ieri sera di sentire proprio il calore e l'affetto del pubblico di Cividale. Sì, assolutamente, ieri sera veramente c'è stato tanto entusiasmo e soprattutto appunto poi tra l'altro la squadra ha portato un grande risultato.
Diciamo che la funzione della banca è comunque quella di essere a supporto anche del territorio, nel senso che tu prendi dal territorio però in qualche modo anche restituisci, e la parte di sponsorizzazioni che viene fatta proprio guarda a questo tipo praticamente di supporto. Eh sì, insomma, emozioni intense, perché poi insomma, il palazzetto era pieno, diciamo, e lì c'era grande entusiasmo ieri sera. E beh, poi tra l'altro diciamo che è un po' un momento storico particolare, no? Perché troviamo tutte e due le antagoniste, Cividale e Udine, che si trovano in queste battute finali. Certo. E quindi diciamo c'è già uno scontro tra cugine e quindi questo aumenta ancora di più la partecipazione. Ieri sera veramente il palazzetto era pieno e mi attendo che domenica, che ci sarà la finale, lo sarà altrettanto, se non di più. Sì, dottor Crosta, si vede anche da questo, insomma, la capacità di una banca di essere parte del territorio. Ecco, voi siete impegnati, adesso abbiamo visto lo sport, ma sicuramente in iniziative sociali. Ricordo la collaborazione anche con il CRO di Aviano, con la donazione di uno strumento molto importante, perché c'era stato il caso di una ragazza, insomma, figlia di dipendenti di Civibank, che purtroppo è venuta a mancare. Anche lì non avete esitato nel raccogliere fondi tra dipendenti e insomma mettere a disposizione anche questo. Ecco, il ruolo di una banca è anche questo. Sì, sì, assolutamente. Peraltro, come è noto, Civibank è società benefit, per cui statutariamente è previsto che venga ritornato al territorio una parte del valore che viene creato. E un altro dato che mi piace ricordare è che entrambe le banche hanno un'attenzione molto forte a tutto il tema della sostenibilità. Il tema della sostenibilità significa anche riconoscere la funzione sociale che le banche hanno. Peraltro il dottor Calabrò in tempi non sospetti mi aveva pure coinvolto in un'iniziativa tesa a valorizzare le start-up, le iniziative di natura particolare, aziende fatte partire da giovani, da persone giovani. Ecco, tutto questo mi fa dire che veramente i cromosomi delle banche sono assolutamente simili, e il lavoro che potrà essere fatto assieme sarà un lavoro che andrà a moltiplicare le potenzialità e le energie che le banche avrebbero potuto esprimere singolarmente. Ecco, Calabrò, da parte sua a Bolzano chi sostenete? Insomma, ci sono delle società sportive particolarmente legate alla vostra banca, delle attività sociali? Ma in particolare direi l'Hockey Club Bolzano, che è una squadra che milita in una specie di categoria che riguarda le squadre dell'Austria, Germania, Svizzera, e quindi siamo in una situazione di eccellenza sull'hockey. E poi noi sosteniamo anche il Südtirol Calcio, che fra l'altro festeggia la promozione quest'anno e passa in Serie B, e quindi una sfida che anche per il Südtirol Calcio diventa una sfida diversa e molto più importante. Quasi simbolicamente la promozione in Serie B del Südtirol e l'operazione di crescita Sparkasse Civibank arrivano allo stesso momento, chissà che non sia foriero di ulteriori sviluppi, anche parlando di cose che ancora possono crescere. Sì, sì, insomma, che sia anche un buon viatico per il nostro basket, appunto, che è alle prese con le battute finali. Come alle battute finali siamo arrivati quasi noi di questa trasmissione. Presidente, chiudo con lei. Prossimo CDA, quando è fissato? C'è già un elemento particolare sul tavolo? Allora, il prossimo CDA è fissato per il 16 giugno, adesso con il dottor Crosta stiamo mettendo a punto in questi giorni quello che è l'ordine del giorno. Diciamo che la cosa principale in questo momento è ripartire con l'operatività e quindi prendere in mano un po' quelle cose che forse in questo periodo un po' particolare sono state prese praticamente meno in considerazione. Grazie, grazie Presidente, buon lavoro a lei e a tutto il CDA, grazie, buon lavoro anche al direttore generale Mario Crosta. E da Bolzano, ma insomma sono sicuro che insomma, gli scambi Bolzano-Cividale insomma, saranno frequenti, e quindi un arrivederci anche al direttore generale di Sparkasse Nicola Calabrò. Grazie. Saluti. Grazie a tutti i nostri ospiti. Finisce qui questa puntata di Economai FVG, grazie anche a Gian Domenico Ricci in regia. Economai FVG ritorna come sempre giovedì prossimo, buona serata a tutti.